Buongiorno! Oggi ci troviamo a Gonnesa e stiamo per visitare il complesso nuragico di Seruci. È un complesso che comprende un nuraghe, un pozzo e poi un villaggio che è veramente molto ma molto esteso. Abbiamo attorno una natura assolutamente rigogliosa, verde e fantastica, per cui diamo subito inizio alla visita. Ma tutto questo dopo la sigla! Bene, ci avviciniamo pian piano a questo nuraghe che presenta attualmente un'altezza di circa 16 metri. In origine poteva appunto anche essere alto tipo 24-25 metri e come potete vedere è veramente ampio e grande, diciamo in qualche modo proporzionato anche a tutta l'area circostante, che è un'area di circa 6 ettari e che comprende anche un villaggio di circa 200 capanne. Ecco, ci siamo avvicinati al corpo principale, perché appunto vi ricordiamo che questo nuraghe è un nuraghe polilobato che presenta attualmente appunto 4 torri accessorie, ma non è detto che più avanti con ulteriori scavi possano anche venire alla luce ulteriori torri. Ecco, lungo la strada che percorriamo per poter entrare vediamo alcuni elementi. Queste sono delle feritoie a bocca di lupo, il cui utilizzo non è del tutto certo. Poi possiamo notare qui sulla nostra destra l'antimurale, quindi sostanzialmente una prima struttura che è difensiva.
Qui sulla nostra sinistra abbiamo il nuraghe vero e proprio, quindi il bastione sostanzialmente, che presenta, come potete vedere qui, un'altra apertura, e noi stiamo accedendo attraverso una entrata, un'apertura che non è quella originale, ma è sostanzialmente una finestra, fra virgolette, al primo piano, in quanto l'entrata diciamo ufficiale potrebbe essere ancora sepolta sotto i nostri piedi e da riportare alla luce con degli scavi. Quindi entriamo nel primo cortile interno, seguiteci. Vediamo subito qui sulla sinistra una prima nicchia e in particolare dietro di noi, appena entrati, una prima finestrella di scarico che sta sopra appunto ad un masso molto importante che è un architrave. Proviamo a procedere. Dal primo cortile possiamo vedere diversi elementi. Il primo è, diciamo, l'apertura su un lobo del nuraghe che presenta un'apertura in alto, quindi filtra la luce. Poi qui alla mia destra possiamo vedere un accesso a un secondo lobo che però presenta una tolos completa, quindi per questo motivo è buia, e ci soffermiamo un attimino soprattutto su quest'angolo perché mostra, diciamo, la differenza costruttiva fra la parte un pochino più antica e quella un pochino più recente. Questo proprio a testimoniare che il nuraghe appunto è stato costruito in diversi anni, quindi coprendo un periodo di tempo di diverse centinaia di anni. Ora accediamo ad un secondo cortile. Qui possiamo vedere una nicchia ed eccoci qui, questo secondo cortile che offre una vista veramente magnifica. Questo accesso verso l'alto tramite una scala, e che è una delle 4 scale che sono appunto presenti in questo complesso nuragico. Ecco, come potete vedere, questo è il mastio centrale che in questo complesso nuragico non occupa appunto la parte centrale, ma una parte laterale. Ci avviciniamo ora alla capanna delle riunioni. È abbastanza strano e particolare vedere una capanna delle riunioni al di fuori del nuraghe. Uno magari ingenuamente pensa che appunto il nuraghe sia per eccellenza un centro di potere decisionale, quindi può sembrare logico che la capanna delle riunioni sia all'interno del nuraghe, ma in realtà la vediamo esternamente, una struttura che allora poteva raggiungere un'altezza anche di 3,80 m, 4 metri, ovviamente con copertura in legno. Appena entriamo possiamo notare che sulle pareti ci sono diverse nicchie eventualmente utilizzate per disporre di lucerne. Poi questa nicchia un pochino più grande, anzi molto più grande, per
il focolare, altre nicchie e soprattutto su questo lato una sorta di sedile appunto che corre su tutto il lato ricurvo della capanna delle Rignoni. Una particolarità è questa che appunto vedete sul pavimento di questa struttura quasi a croce, che non è di epoca nuragica, ma risale alla seconda guerra mondiale. Infatti questa struttura è stata utilizzata insomma anche per poter ospitare una mitragliatrice in epoca purtroppo molto vicina a noi, quindi questa struttura ha dovuto subire anche questo maltrattamento da parte nostra. Ci stiamo avvicinando all'area delle capanne. Si tratta appunto di un'area che comprende all'incirca 200 capanne, alcune monocellulari, quindi sostanzialmente singole, e altre pluricellulari, che quindi vedono una sorta di cortile attorno al quale si affacciano varie capanne. Anche qui sono state appunto ritrovate tutta una serie di oggetti, ceramiche, bronzi, armi, a testimoniare comunque la vita che appunto all'interno di questo villaggio pullulava. Bene, abbiamo terminato questa interessantissima visita presso il complesso nuragico di Seruci. Ringraziamo il Consorzio Turistico per l'Iglesiente e l'ACLI, il Comune di Gonnesa e vi ricordiamo inoltre di iscrivervi ai nostri canali social Facebook, YouTube e Instagram. Ci raccomandiamo, venite assolutamente a visitare questo sito bellissimo e importantissimo. Alla prossima! Ciao! Ciao.